È molto importante la vicinanza dello Stato alle autonomie locali, ai sindaci, è sempre più importante. Nel Salento, ma anche in altre realtà, si lavora in forte sinergia con i sindaci. Queste iniziative sono iniziative che dimostrano quanto il nostro territorio, anche grazie a interessantissime manifestazioni come quella di stasera, che muove le persone, la cittadinanza, in un contesto anche che favorisce la coesione sociale. Osserviamo per esempio in queste manifestazioni quanto c'è coesione tra nuove e vecchie generazioni. Le auto d'epoca paradossalmente, non in un contesto anche di serenità generale e culturale, interessano trasversalmente tutte le generazioni. Quindi è doveroso secondo me per lo Stato, di fronte a un cortese invito del sindaco che naturalmente ha evidenziato l'importanza di questa manifestazione dell'ACI, essere vicino alla collettività locale che vede questi momenti importanti anche sotto l'aspetto turistico e di vivacizzazione e rivitalizzazione di un bellissimo territorio. In particolare per il Salento bisogna dire che bisogna sviluppare potenzialità anche in periodo non estivo, nel senso che sappiamo che le presenze nella stagione estiva sono notevolissime, per fortuna anche con un apporto economico importante. Tuttavia questi territori vale la pena di valorizzarli anche in periodi meno balneari, nei quali comunque si possono gustare delle caratteristiche, delle peculiarità che vale la pena assolutamente, sulle quali vale la pena assolutamente soffermarsi.